La costa veneziana a spasso per il Veneto, incontri d'arte, ovvero la costa veneziana, luogo di meraviglie naturali, incontra le città venete, luoghi di meraviglie artistiche. Con queste parole la provincia di Venezia ha presentato il progetto di promozione turistica 2008 per le spiagge. Si è trattato di una manifestazione itinerante che ha toccato i capoluoghi di provincia, sottolineando l'importanza dello scambio culturale, come ha ricordato il presidente della provincia di Venezia Davide Zoggia, che ha illustrato anche le novità per la stagione 2008. L'iniziativa è di far conoscere ancora di più e ancora meglio quella che è la realtà della nostra provincia, della provincia di Venezia, che peraltro è già conosciuta a Treviso, a Padova, a Vicenza, a Verona, che sono i luoghi che toccheremo in queste settimane, ma è anche un segno di comunanza, insomma, tra quella che è una realtà che si conosce bene, che ha rapporti storici. Molti trevigiani, quasi tutti devo dire, vengono in vacanza nelle nostre spiagge, in modo particolare a Jesolo, Cavallino, Eraclea, Bibbione, Caoli, insomma, quindi mi piace questa idea di lo scambio anche culturale, non soltanto di carattere turistico, e oggi promuoviamo quelle che sono le bellezze delle nostre realtà. Ovviamente c'è anche il casinò, ma ci sono anche i luoghi tipici del nostro entroterra, e ci sono soprattutto i prodotti tipici del nostro entroterra. Penso al carciofo di Sant'Erasmo, penso al radicchio, insomma cose che peraltro ci vedono con Treviso in competizione positiva, nel senso che siamo assolutamente in linea con loro, e quindi oggi è una giornata di festa per i trevigiani e per i veneziani. C'è qualche novità per la stagione 2008? Sì, ci sono dei pacchetti che vendiamo attraverso le agenzie, e soprattutto c'è una card che sta per uscirà proprio nelle prossime settimane, dove c'è la possibilità sostanzialmente di avere tutta una serie di servizi legati alle nostre spiagge e anche alla città, in una card sostanzialmente unica, con la possibilità di utilizzo da parte dei turisti. Molte località turistico-balneari hanno scelto anche la linea dei pacchetti unici, sia per quanto riguarda i parcheggi, siccome ci sono molti pendolari che vengono appunto da queste realtà, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi sulle spiagge, gli ombrelloni, le docce. Insomma, mi pare che anche su questo aspetto ci si sta competendo in maniera molto forte con quelle che sono località emergenti, insomma, del continente europeo, e noi dobbiamo difendere i nostri imprenditori, e dobbiamo soprattutto dare la possibilità ai veneti di venire a vedere quante cose belle abbiamo nelle nostre realtà. Un'iniziativa che abbiamo condiviso insieme all'assessorato al turismo e ovviamente alle APT, alle aziende di promozione turistica, ai consorzi di promozione turistica, perché riteniamo sia un momento importante per la promozione non solo delle spiagge, e appunto siamo venuti in città, ma anche di un entroterra. Tutto quello che sta, quel patrimonio artistico, architettonico che troviamo alle spalle delle spiagge, che sono meritevoli di essere visitati dai nostri graditi ospiti che arrivano dall'estero. C'è un patrimonio da scoprire, e quindi questa è un'occasione per promozionare anche fra gli indigeni. E quale sarà il ruolo delle Proloco in questa iniziativa? In questa specifica iniziativa è quella di promozionare attraverso i nostri depli e le manifestazioni che faremo nel corso dell'anno, ma anche di promuovere i prodotti tipici della nostra terra. Eccoci qua appunto con dei prodotti che andremo a far assaggiare ai nostri ospiti, e i vini di Lison Pramaggiore, i vini DOC molto importanti per il nostro territorio. La prima tappa del percorso ha interessato la città di Treviso, dove in piazza Borsa sono giunti un camper allestito dai consorzi di promozione turistica, gli attori della commedia dell'arte che hanno mostrato le celebri maschere, le Proloco che hanno offerto degustazioni di prodotti tipici, ed il noto casinò, famoso in tutto il mondo. La nostra presenza qui a Treviso è frutto di un invito che ci è stato fatto da parte della provincia di Venezia, dall'assessore Lunardelli, dove solitamente noi facciamo squadra. Vogliamo promuovere, oltre che il casinò, essere parte della squadra che vuol promuovere la provincia di Venezia e le sue spiagge nelle città del Veneto. Com'è nata l'idea di questa iniziativa?
È nata cercando di riprendersi un nostro bacino d'utenza, i nostri turisti veneti che da qualche anno magari migravano in Croazia o nelle coste della Slovenia. Non è per fare una concorrenza sleale, è per riproporci, ma riproponendoci anche far vedere che c'è un sistema, tutti assieme, tutti uniti, Provincia di Venezia che coordina, ma azienda di promozione turistica, consorzi di promozione turistica, sistema delle Proloco della Provincia di Venezia, poi qui abbiamo con noi anche il Casinò che vuole essere qui presente cercando di mettere in evidenza cosa Venezia propone, ma un territorio stupendo, un territorio che dal punto di vista balneare ha Venezia sì, al centro della propria offerta turistica, le proprie spiagge, con un sistema di sicurezza delle spiagge di garanzia per tutti, ma anche un territorio straordinario che offre itinerari culturali, itinerari enogastronomici, ambientali, unici al mondo, che messi assieme all'offerta complessiva davvero sono una potenzialità enorme che noi dovremmo saper riproporre ai nostri turisti veneti. Ecco perché qui nelle città più importanti, a Treviso, a Vicenza, a Verona, a Padova, nei fine settimana riproponendoci quindi ai nostri cittadini veneti in un'offerta turistica complessiva altamente qualificata e in grado senz'altro di competere con tutto il resto del territorio che ci circonda. Giancarlo Gentilini, vice sindaco di Treviso, ha dato il benvenuto alla costa veneziana ribadendo il grande legame che unisce storicamente Treviso e Venezia. Mi trovo nel mio ambiente perché dovete sapere che nel 1935, 36, 37 e 38 mio padre mi portava a fare le ferie al Lido di Venezia. Quindi c'è sempre stato un grande legame fra Treviso e Venezia. Oggi lo suggelliamo ancora di più e per dare un invito a tutti i cittadini trevigiani, andate nelle spiagge veneziane, non occorre andare negli altri stati, i denari li guadagniamo qua e spendiamoli sul nostro territorio. Allora avremo anche un balzo in avanti di tutte le attività che sono connesse a quelle magnifiche spiagge bagnate dal Mare Nostrum. Il vicepresidente della provincia di Treviso, Floriano Zambon, ha confermato l'importanza della valorizzazione del turismo veneto che da tempo si è organizzato in sistema al servizio dei cittadini. Io penso che sia positivo dare un messaggio e un segnale, innanzitutto di relazione di un sistema turistico che è veneto, e poi è importante secondo me richiamare l'attenzione su quei patrimoni che abbiamo vicini a casa, fuori porta, che sono estremamente importanti, che sono molto attrattivi, che non hanno nulla a invidiare a destinazioni molto distanti e che quindi vanno sicuramente fruiti. È per questo che apprezzo l'iniziativa della provincia di Venezia e spero che abbia successo, perché i numeri sono sicuramente interessanti del turismo nel Veneto, ma secondo me possiamo migliorare e quindi questo miglioramento può avvenire indubbiamente verso una presa di coscienza che abbiamo dei grandi patrimoni di cui fruire.